la notte sotto i portici di via del municipio. Alcuni dei migranti sgomberati dal Parc dal Negro con Don Giovanni Kirchner ed alcuni volontari questa notte dormiranno in centro a Treviso, a 2 passi da Cassugana. Dal servizio scuolabus alle asfaltature, comuni e province del Veneto in crisi a causa dei rincari dell'energia e delle materie prime, il sindaco Conte a Roma per concordare una strategia con il governo. L'allarme dei sindaci della Marca, situazione drammatica, lo Stato intervenga o saremo costretti a tagliare servizi ai cittadini e interventi di manutenzione del territorio. Paura sul Montello a Volpago, poco dopo le 14, auto finisce fuori strada e si schianta contro un palo della luce, feriti marito e moglie. Troppo pochi gli iscritti per il prossimo anno scolastico e così a San Pelaio lo storico asilo parrocchiale è destinato alla chiusura, ma le famiglie non ci stanno, petizione pubblica e appello al vescovo. Buon afflusso di visitatori e turisti oggi a Treviso, sport e solidarietà con la Muran, la mostra dei fiori a Borgo Cavour, arte in strada, la domenica in città. A 3 giornate dalla fine del campionato il Benetton è fuori dai play-off, troppo pesante la sconfitta a Monigo con gli irlandesi di Munster, partita finita 45 a 15 ore decisive per le Pantere dell'Imoco impegnate al Palaverde in gara 3. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Alcuni dei migranti che sono stati sgomberati giovedì dal Parc dal Negro trascorreranno la notte sotto i portici in via del municipio a Treviso. Assieme a loro Don Giovanni Kirchner ed un gruppo di volontari che hanno deciso così di portare solidarietà a queste persone e chiedere per loro un alloggio dignitoso. Di qui l'iniziativa di dormire all'aperto in pieno giorno sotto il portico a 2 passi da Cassugana, sede del comune e della prefettura. Dal servizio scuolabus alle asfaltature ai tanti cantieri di lavori pubblici avviati o in procinto di partire, comuni e province del Veneto in crisi. La folle corsa al rialzo dei prezzi di carburanti e materie prime in seguito alla guerra in Iran, oltre che sulle tasche dei cittadini, si fa sentire anche sui bilanci di comuni e province che nelle prossime settimane potranno essere costretti a fare delle scelte drastiche. Le ditte che erogano servizi o effettuano lavori non riescono più a portare avanti i contratti stipulati quando i prezzi dell'energia erano ben diversi dagli attuali. È grande la preoccupazione dei sindaci che temono di dover tagliare servizi o aumentarne i costi. Penso appunto ai servizi di mobilità, quindi il trasporto pubblico locale, gli scuolabus, ma penso anche agli effetti sugli aumenti dei costi delle materie prime e quindi di conseguenza anche sui costi di cantiere che sono già avviati e che vedono le aziende potenzialmente entrare in difficoltà se i comuni non intervengono attraverso l'incremento dei costi. Incremento dei costi che in questo momento i nostri bilanci non ci consente e quindi il rischio del cortocircuito è abbastanza reale. Il sindaco di Treviso, presidente anche di ANCI Veneto, è rientrato da Roma dove ha incontrato il ministro all'ambiente e alla sicurezza energetica Picchetto Frattin per condividere strategie future. Però servono anche provvedimenti immediati, quindi ci mettiamo a disposizione, ci appelliamo al governo sostenendolo perché chieda a gran voce stabilità a livello internazionale con un'Europa più forte che possa mettere la parola fine a questa situazione che incide sempre e solo nelle tasche dei cittadini. Nell'immediato uno dei servizi più a rischio è quello del trasporto scolastico per i comuni, per le province quello delle asfaltature delle strade. Ricordo che le province in Veneto gestiscono più di 7.000 km di strade e in questo periodo solitamente si fanno i lavori di manutenzione e di asfaltature. I costi del bitume e di tutti i derivati dei prodotti petroliferi hanno avuto un incremento molto significativo, per cui le richieste di rinegoziazione sono sempre più frequenti. Per il momento comuni e province stanno tamponando con trattative con le imprese. Se la situazione permane, ANCI e UPI stanno monitorando la situazione con tutti i comuni e le province del Veneto proprio per eventualmente elaborare delle proposte e farsi portavoce a livello governativo e parlamentare per interventi normativi di sostegno alle amministrazioni locali che sono in situazioni di grande difficoltà. E non nascondono la preoccupazione i sindaci della Marca tra costi alle stelle, opere da accantonare e bilanci da far quadrare. E lancio un ultimo, veramente un accorato appello, ma credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi a prescindere da colori politici. Allo Stato siamo messi male, abbiamo bisogno
di interventi non solo concreti ma urgenti, perché la situazione sta veramente aggravandosi di giorno in giorno. Un appello al governo che suona più come un grido d'aiuto, quello del sindaco di Gaiarine, che come i suoi colleghi si trova a fare i conti con costi che aumentano di giorno in giorno. Da un lato ci sono lavori e servizi da garantire ai cittadini, dall'altro bilanci comunali da far quadrare. Di situazione critica parla il primo cittadino di Fara di Soligo. Nei giorni scorsi con l'ufficio tecnico ho fatto i conti di circa un 20-25% in più solamente di energia elettrica. Questo comporta circa 100.000 euro sul bilancio del comune. Anche sul tema dei rincari dei lavori pubblici e non solo, adesso faremo tutta una serie di valutazioni. Con il riscaldamento che al momento, con la bella stagione alle porte, non pesa sui bilanci, ad essere accantonati in questa fase potrebbero essere gli interventi di asfaltatura di strade e marciapiedi, visto il prezzo del bitume alle stelle. L'aumento del costo dell'asfalto dovuto all'aumento del costo del bitume sta creando un danno incalcolabile ai comuni, che proprio in questo periodo sono alle prese con le manutenzioni di strade e marciapiedi. Lo Stato può fare subito quello che gli compete, e cioè aiutare i comuni e aiutare il costo di quelle materie prime necessarie alla sicurezza del popolo italiano, riducendo l'IVA o anche producendo maggiormente il bitume. A Ponzano sono in corso lavori di rifacimento dei marciapiedi. Per la prossima settimana era previsto un ulteriore intervento da circa 300.000 euro. Nelle prossime ore il sindaco incontrerà il direttore lavori per capire se sarà possibile portarlo a termine. A Cessalto, nel Consiglio Comunale del mese scorso, sono già stati messi nuovi stanziamenti, ma sarà necessario ratificare un'ulteriore variazione per le spese in aumento, per quanto ancora limitate, perché calmierate da appalti pluriennali, ma anche grazie all'efficientamento energetico. C'è però un'emergenza silenziosa che mi preoccupa molto e che è quello del costo della benzina e del gasolio. Ogni giorno i nostri preziosi volontari percorrono decine di chilometri per consegnare i pasti a domicilio e accompagnare le persone fragili negli ospedali che non sono proprio vicino a noi. Il cuore e il lavoro di questi volontari è gratuito, ma i costi di gestione e dei mezzi pesano all'interno delle casse comunali. Quello dei trasporti ad anziani, disabili, ma anche studenti, uno dei servizi che potrebbe essere rivisto. Se i costi sono vertiginosi così, la prima cosa che ti viene da fare è tagliarli, no? Però poi come fanno le famiglie? Perché poi ci chiediamo anche questo a buoni amministratori. Auto finisce nel fossato, marito e moglie feriti, paura nel primo pomeriggio di oggi a Volpago del Montello, dove una vettura fuori controllo è uscita autonomamente di strada in via Nord Montello, schiantandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica e finendo poi nel fosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i due coniugi, affidandoli poi alle cure dei sanitari del 118. I due sono stati trasportati all'ospedale, le loro condizioni non sono fortunatamente critiche, e questa mattina a Sacile un 23enne originario di Vittorio Veneto è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della propria auto che si è capovolta in via Francenigo. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale di Pordenone. Ed ancora violenza in ospedale. Andiamo ora nel Veneziano, dove la scorsa notte all'ospedale di Dolo un 18enne residente a Fiesso d'Artico ha aggredito un'infermiera, un autista del 118 e una guardia giurata, ferendoli prima di venire bloccato dalle forze dell'ordine. Il ragazzo era arrivato in ospedale con un trauma cranico e frattura nasale dopo una rissa in un locale vicino. Mentre veniva medicato e sottoposto agli accertamenti necessari, il giovane ha aggredito l'infermiera del triage, anche sputandole addosso più volte. Poi in soccorso dell'operatrice sanitaria è intervenuto un autista del SUEM che è stato a sua volta oggetto di sputi e contusioni. Infine il 18enne si è scagliato contro la guardia giurata, provocandole un trauma cranico ed un trauma al ginocchio. Infermiera ed autista del SUEM sono stati assistiti e dimessi nella mattinata, mentre la guardia è ancora in osservazione al pronto soccorso. Torniamo ora a Treviso per parlare di denatalità e asili. Troppo pochi iscritti per il prossimo anno scolastico e così il quartiere di San Pelaio perde il proprio storico asilo parrocchiale, ma le famiglie non ci stanno e si appellano al vescovo. Sentiamo. Io che ho il mio figlio che deve fare l'ultimo anno il prossimo di scuola materna,
a dover capire che cosa fare, con un grande dispiacere. Per me è addirittura più grande perché mio figlio è il primo anno, frequento attivamente questo quartiere perché sono nato e cresciuto qui e mio nonno è stato uno di quelli che hanno finanziato la costruzione dell'asilo. Ci sono dispiacere e tanta preoccupazione nelle parole dei genitori dei bimbi della scuola per l'infanzia di San Pelaio a Treviso. È di qualche giorno fa la decisione della parrocchia, comunicata loro in una riunione, di chiudere l'asilo una volta terminato l'anno scolastico in corso. È una notizia che ci è arrivata un po' caduta dall'alto, noi genitori non ne sapevamo nulla. E ci ritroviamo quindi a questo punto dell'anno a dover capire che cosa fare. Si tratta sia di noi genitori dei bambini, ma soprattutto anche le maestre, perché le maestre sono venute a sapere di questa notizia solo il giorno prima, quindi il 14 di aprile. Purtroppo l'attività dell'asilo non è economicamente sostenibile, riferisce la parrocchia. Le 31 iscrizioni raccolte per il prossimo anno non bastano a coprire i costi. L'anno scorso le difficoltà nei conti erano state sopperite da un aiuto economico straordinario della diocesi. Soltanto per mezzo di quell'aiuto si è attivato l'anno scolastico in corso. L'anno prossimo questo aiuto non arriverà, a malincuore saremo costretti a terminare l'attività scolastica. Extrema ratio dunque, ma è anche sui tempi e sui modi della comunicazione che i genitori faticano ad accettare la scelta. Noi sapevamo che la scuola fosse in difficoltà economica già dall'anno scorso, però poi durante tutto l'anno noi non c'è più stato riferito nulla. Sapevamo che c'erano state delle iscrizioni, erano stati fatti degli open day, ma non c'era stato detto che c'era questo rischio di chiusura della scuola. Siamo arrivati da poco, Don Alberto e io, come parroci San Pelagio e presidenti delle scuole, e ci troviamo nella situazione di prendere una decisione difficile. Capisco che questa comunicazione arrivi tardi, ma è stata davvero pronunciata dopo che abbiamo provato tutto il resto. La possibile alternativa suggerita alle famiglie dei parroci di iscrivere cioè i bimbi al vicino asilo di Ponzano, parrocchia in collaborazione con quella di San Pelaio, non piace ai genitori che ne contestano le motivazioni di fondo. Non è solo una questione di basso tasso di natalità, di un numero basso di iscrizioni, perché comunque per il prossimo anno ci sono 31 iscritti ad oggi. Per scongiurare la chiusura dell'asilo, non solo un servizio ma anche spazio di aggregazione per il quartiere, i genitori hanno deciso di rivolgersi direttamente al vescovo con una lettera e di sensibilizzare anche i residenti con una petizione pubblica. Affinché questa grande risorsa della scuola materna parrocchiale non cessi con quest'anno scolastico. Sensibilizzare la popolazione, perché secondo noi la scuola materna è una risorsa per il futuro, non solo per il presente. Pienone di visitatori e turisti oggi a Treviso tra manifestazioni sportive, cultura e la mostra dei fiori a Borgo Cavour. La città ha vissuto una domenica di notevole afflusso. È iniziato di primo mattino con l'arrivo dei partecipanti alla Muran e poi il flusso di persone è continuato per tutta la giornata, complici le numerose manifestazioni organizzate in città. È stata una domenica con tanta gente giunta a Treviso. Il tradizionale mercatino di primavera di Borgo Cavour in fiore ha richiamato migliaia di appassionati di giardinaggio e non solo. E poi la Muran, la 10ª edizione della corsa con oltre 1800 iscritti, atleti ma anche tante famiglie e gruppi di amici che hanno voluto dimostrare la solidarietà di Treviso per i bimbi malati o in difficoltà. Associazione per mio figlio, una mano per un sorriso for children, 2 onlus dedicate ai bambini, una proprio qui all'ospedale di Treviso, quindi locale, e una invece tra Nairobi e quei bambini un po' meno fortunati. Quest'anno abbiamo già consegnato ieri gli assegni per un totale di 6.000 euro, superando i 100.000 euro in 10 anni donati. Dallo sport alla cultura, numerosi in questa domenica, nonostante il tempo incerto, i turisti giunti in città per ammirare le bellezze artistiche di Treviso. Comitive e gruppi in coda anche per entrare alla mostra da Picasso a Van Gogh a Santa Caterina. Gran lavoro anche per bar e locali pubblici. Siamo molto soddisfatti, i numeri vanno nella direzione giusta, quindi il turismo sta crescendo, stanno crescendo anche i residenti, quindi questo è un motivo di soddisfazione ma anche una grande responsabilità.
E tra le varie iniziative di oggi in città anche la quinta edizione di Arte in Strada, realizzata dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Artistico Statale di Treviso, rivolta a tutta la comunità della scuola ed aperta alla cittadinanza. Il liceo esce dai muri della scuola per mettersi a contatto con la cittadinanza. I nostri studenti e le nostre studentesse del corso diurno e serale hanno realizzato queste opere. Via Santa Caterina, via Santa Chiara, via Carlo Alberto per una giornata si sono trasformati in un museo a cielo aperto, ospitando i lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Statale di Treviso per la quinta edizione di Arte in Strada. È la scuola più incentrata agli studenti che decidono di esporre e di mettersi fuori da scuola per esporre le opere che fanno a casa o anche a scuola. Esposte opere di diverse media, dalla pittura alla grafica all'architettura. Degli scultori, poi abbiamo altre opere in raku, abbiamo le opere pittoriche, è una grande festa, si vede l'anima e l'identità del Liceo Artistico Statale di Treviso. Stili diversi, guardando anche i grandi temi di oggi come quello del rispetto ambientale attraverso la realizzazione di queste iguane marine. Abbiamo raccolto tutti quanti dei rifiuti dai mari, soprattutto le spiagge di Jesolo e Caorle, le abbiamo inglobate alle nostre opere ed è molto importante secondo noi condividere questo messaggio perché ognuno di noi può fare qualcosa per limitare il problema anche con delle piccole semplici azioni. Questo progetto è stato realizzato con una struttura in rete metallica, poi ricoperte da delle garze imbevute nel gesso e infine colorate con l'acrilico, ognuno come preferiva, e ognuno ha inserito appunto dei rifiuti all'interno. Nell'ambito della manifestazione trova spazio anche l'iniziativa di coprogettazione Abitare il Paese, con l'obiettivo di rimettere le persone al centro del progetto di città, con un dialogo continuo tra la scuola e il territorio che la ospita. Abbiamo appunto pensato a questa domanda che è la scuola oltre la scuola per la città della prossimità, ed è appunto la domanda che facciamo a tutti i cittadini per appunto coinvolgerli anche all'interno della scuola. Ed ora la politica con la pagina dedicata alle elezioni amministrative a Castelfranco. Tra i candidati Luca Pozzobon, rappresentante del centrodestra unito. Ho lavorato nella pubblica amministrazione, in particolare nel comune di Castelfranco per qualche decennio, e ho visto da vicino il modo con cui è stata amministrata la città da varie forze politiche e anche l'evoluzione politica che c'è stata, diciamo, e ho pensato che potevo avere delle competenze specifiche per quanto riguarda il ruolo di amministratore locale. Alla sua prima esperienza politica, Luca Pozzobon, forte delle conoscenze maturate negli uffici del comune di Castelfranco, ha deciso di scendere in campo, riunendo intorno a sé l'intera coalizione di centrodestra, con Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la lista civica che porta il suo nome. Una sfida con un obiettivo già chiaro. La nostra idea è quella di riuscire a fare in modo che Castelfranco sia una città che non complica la vita ai cittadini, ma che la semplifica. Politiche per la famiglia, sicurezza, cura della città, le priorità per Pozzobon, con un occhio di riguardo poi allo sport. Una spinta di riqualificazione e di ammodernamento dell'impiantistica sportiva che negli ultimi anni ha visto pochissimi fondi dedicati e un interesse, diciamo, non molto forte nei confronti di tutte le associazioni sportive che sono costituite da volontari che fanno un lavoro straordinario. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta, risultati in crescita e una base sociale sempre più giovane per la banca di credito cooperativo pordenonese Monsile. Siamo alla pagina economica e quanto emerge dal bilancio 2025 illustrato in assemblea.
Crescita degli utili e soci sempre più giovani. È questo il quadro della BCC Pordenonese Monsile, che emerge dal bilancio 2025 illustrato in assemblea nelle scorse ore. Se arriviamo a questo risultato è perché in 6 anni abbiamo saputo seminare e grazie anche ai 400 collaboratori creare una buona relazione col territorio, essere vicini al territorio dando delle risposte. La banca ha chiuso l'anno con un utile di 37,8 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto al 2024. Sul fronte del credito sono stati concessi nuovi prestiti per 1 miliardo e 850 milioni di euro. Di questi, ben 538 milioni sono stati destinati specificatamente a mutui per famiglie e imprese. Importante anche l'impegno sul territorio, con oltre 1,5 milioni di euro investiti in iniziative sociali. 58 filiali, molte sono anche rinnovate, ma un investimento fatto anche sulla popolazione professionale che noi abbiamo in banca, sono quasi 30.000 euro di formazione quest'anno, 250 dipendenti che hanno una certificazione massima sul mondo finanziario e sul mondo assicurativo. Cresce anche la base dei soci. Oggi sono quasi 24.000, con circa 1.500 nuovi ingressi nel solo 2025. Tra questi, molti giovani, quasi il 38%, a meno di 35 anni. Proprio ai giovani la banca ha dedicato particolare attenzione, con oltre 115.000 euro stanziati per borse di studio, oltre a progetti di educazione finanziaria nelle scuole e finanziamenti agevolati per l'avvio di nuove attività. Quindi una crescita costante, una crescita per quello che riguarda la fiducia, quindi una crescita del numero dei soci, del numero dei giovani soci, ma anche una crescita del nostro patrimonio che garantisce la solidità della banca attraverso una crescita della raccolta diretta, una crescita degli impieghi, una crescita della raccolta qualificata, quindi di un impatto veramente significativo con il nostro territorio, quindi inanelliamo veramente un successo che porta, grazie a un utile significativo, l'utile record per la nostra realtà, ad incrementare significativamente il patrimonio netto della banca, a metterci anche come parametri ai vertici del sistema cooperativo nazionale. Dati incoraggianti per la prevenzione oncologica nel bellunese, cresce l'adesione agli screening e migliora la capacità di diagnosi precoce. I numeri del 2025 dell'ULSS 1 Dolomiti. I programmi di screening riducono la mortalità fino al 20% per alcuni tumori. Aderire può salvare la vita. I dati presentati a Belluno sull'attività di screening oncologico dell'ULSS 1 Dolomiti sono positivi. Al centro soprattutto il tasso di copertura, cioè quante persone aderiscono agli inviti del servizio sanitario. Tutti dati superiori a quelli che sono le richieste da livello regionale e in media o migliori di quella che è la media regionale. Quindi c'è stata una buona risposta, meglio delle bellunesi, un po' meno dei bellunesi, ma comunque un'ottima risposta della popolazione alla chiamata di screening. Per lo screening mammografico esteso da quest'anno anche alle donne tra i 45 e i 49 anni, la copertura raggiunge il 75%, oltre 14.000 le mammografie effettuate, 810 richiami per approfondimenti, 140 gli interventi chirurgici con 55 tumori individuati. L'adesione allo screening mammografico è fondamentale perché permette innanzitutto di riscontrare delle lesioni tumorali in fase precoce, quindi che richiedano poi un trattamento molto ridimensionato rispetto ai trattamenti, se vogliamo, più aggressivi e più demolitivi. In linea con il Veneto, lo screening del collo dell'utero, copertura al 58%, più di 6.500 i test eseguiti tra pap test e HPV, con un richiamo all'importanza della vaccinazione, soprattutto tra i più giovani. Importante vaccinarsi perché si protegge dal tumore del collo dell'utero, in quanto l'HPV, il papillomavirus, è il responsabile del tumore del collo della cervice uterina. Senza HPV non avremo tumore della cervice e quindi la vaccinazione previene lo sviluppo del tumore. Importante sensibilizzare alla vaccinazione anche gli uomini perché previene la circolazione del virus e in uno anche neoplasie che possono essere causate dal papillomavirus. Per il colon retto, completata l'estensione fino a 74 anni, la copertura sfiora il 57%, oltre 20.000 i test eseguiti e 1.750 le colonoscopie, grazie anche alla rete delle farmacie del territorio.
Parliamo ora di alpini. Quella di oggi è stata una giornata di grandi emozioni a Rosà, dove gli alpini della sezione ANA Montegrappa, che comprende il Bassanese e parte della provincia di Treviso, hanno dato vita ad una storica adunata sezionale. Vorrei dire 2 parole sul mio futuro a capogruppo. Non è facile in questo momento per il sottoscritto, ma volevo farlo davanti alla mia famiglia alpina. Dopo 11 anni da capogruppo è arrivato di mettere lo zaino a terra. Sono stati anni impegnativi, ma ricchi di soddisfazioni. Probabilmente ho ricevuto più di quello che ho dato. Grazie di cuore a tutti. Giornata di grandi emozioni a Rosà per l'adunata sezionale degli alpini dell'ANA Montegrappa. Il più emozionato di tutti è Mario Baggio, il capogruppo rosatese, che non trattiene le lacrime nell'annunciare il proprio addio al ruolo che l'ha portato a organizzare una 3 giorni che resterà nel cuore e nella memoria delle penne nere. Assieme ai gruppi della sezione hanno sfilato per le vie di Rosà tante altre sezioni, tante associazioni, tanti amici degli alpini in un territorio che ha fatto dell'alpinità una colonna portante. E questo rapporto è sottolineato anche dal presidente nazionale Sebastiano Favero. Grazie signori sindaci, grazie di essere qui con noi oggi per ribadire quel legame forte, quello vero che c'è tra gli alpini, tra l'Associazione Nazionale Alpini e il proprio territorio, questa attenzione che è importante, è uno degli elementi del nostro statuto, uno degli elementi fondamentali, insieme il rispetto, insieme la memoria, ma insieme anche, lasciatemelo dire, che è il grande nostro segreto, la capacità di stare insieme, di condividere e di essere solidari, di saper dare senza chiedere, di saper essere capaci di fare senza parlare. Questo è il grande nostro segreto, questo siamo noi, saremo noi oggi e anche domani. Viva l'Italia, viva gli alpini! Favero ha ricevuto dalla sindaca di Rosà, Elena Mezzalira, la cittadinanza onoraria che è stata conferita all'associazione per ribadire ancora una volta che da queste parti gli alpini sono di casa, letteralmente. Tanti giovani hanno sfilato, tanti bambini delle scuole, tanti che hanno partecipato ai campi scuola degli alpini, portandosi a casa anche i valori delle penne nere. Valori che vanno dall'io al noi, dal gruppo alla responsabilità di ciascuno per mettere nel mirino sempre un altro obiettivo, come sottolinea il presidente della Montegrappa. Ognuno di noi deve essere responsabile. Io sono responsabile. E se successo c'è e se vittorie si raggiungono, sono grazie a noi, a sapere fare squadra, con passione, con determinazione, testardi non come i muli, più dei muli. Ed ora lo sport, rugby. A 3 giornate dalla fine del campionato il Benetton è fuori dai play-off, troppo pesante la sconfitta a Monigo con gli irlandesi di Munster, partita finita 45-15. Abbiamo sbagliato troppe cose e quando sbagli troppe cose poi concedi tanto all'avversario, che in questo caso è stato bravo a prendersi la maggior parte delle situazioni. Certo, si sapeva che sarebbe servita un'impresa, ma l'esclusione matematica dai play-off per il Benetton arriva con una sconfitta molto dura, 45-15 contro gli irlandesi del Munster a Monigo, una gara a senso unico e per di più davanti al pubblico di casa. I Leoni avrebbero dovuto vincere tutte le partite rimaste per sperare nei quarti di finale dello United Rugby Championship, il campionato URC, ma evidentemente l'obiettivo fallito della semifinale di Challenge Cup la settimana scorsa ha tolto energie e morale all'ambiente. Munster è squadra conosciuta per il suo gioco ruvido e concreto, schiera a Treviso i suoi nazionali, compreso il Capitan Byrne, la mediana Crowley Casey e il pilone samoano Ala Alatoa, e dopo 6 minuti è già in meta con Nash. Alla mezz'ora invece sul 19-3 con le altre 2 marcature di Farrell e Converse, a cui risponde Umaga con un solo piazzato da 3 punti. Anche Treviso schiera i pezzi grossi, da Menoncello a Lainag, da Lorenzo Cannone a Capitan Lamaro, da Ruzza al rientrante Negri che raggiunge le 100 presenze in bianco-verde, ma evidentemente la stanchezza delle 6 nazioni si fa sentire ora, togliendo anche energie mentali. Nel secondo tempo segna subito Munster per la meta del bonus, prima della meta trevigiana con Bernasconi.
Ma la musica non cambia, nonostante la doppia superiorità numerica nell'ultimo quarto, il Benetton non sfonda, solo Garbisi arrotonda nell'ultima azione, ma è troppo tardi. Onestamente non abbiamo fatto fondamenti così giusto nella partita, iniziato errori dopo errori dopo errori e abbiamo arrivato sotto pressione subito dentro la partita. Penso che il secondo tempo e il primo tempo sono stati uguali in quel senso, loro ogni volta che hanno avuto una possibilità, mi sa che quello che si è sentito in campo è che se l'abbiamo dato noi abbiamo dato l'opportunità loro e loro l'hanno preso subito e poi sì, non segnare quella meta con 2 giocatori in più magari ci è costato un po'. La prossima settimana altra montagna da scalare con il Leinster di Dublino, poi trasferta pesante in Sudafrica per chiudere la stagione. Per il volley femminile la giornata della verità per l'Imoco Conegliano è in corso in un palaverde tutto esaurito, gara 3 della finale scudetto della Serie A1, Imoco Volley contro Numiavero Volley Milano. Siamo al quarto set, primo set perso da Conegliano 28-25, secondo set vinto 25-20, terzo set perso 28-30, quarto set siamo a 18-23, quindi in vantaggio le milanesi. Vi aggiorneremo prima della fine del telegiornale. Ed ora siamo allo spazio del consueto appuntamento con la nostra storia. Ci ricordiamo come erano le nostre comunità e come comunicavamo prima di internet. Vediamo un servizio esattamente di 40 anni fa, quando faceva notizia una singolare raccolta firme per avere spiegazioni dall'allora presidente del Veneto. Non può bastare la buona volontà dell'ULSS 12 e di alcuni sindaci. Servono disposizioni con cui ordinare a tutti i sindaci del Veneto un comportamento uniforme che rispetti il diritto del cittadino di avere informazioni e dati obiettivi, non opinioni. Lo hanno detto in 300, praticamente da tutto il Veneto, con una lettera indirizzata al presidente della regione, Carlo Bernini. Si parla soprattutto di radioattività, ma non solo, anche dell'inquinamento dell'acqua. Si chiede informazione. Il fatto strano è che l'iniziativa non è una vera e propria petizione, non è stata pubblicizzata. È partita una settimana fa dall'idea di un amante della natura, Ruggero Del Favero, che vive a pochi passi da Nervesa. Che ami la natura lo si vede da come vive. Detto fatto, la lettera, propagandata unicamente da Del Favero e dai suoi colleghi di lavoro, ha raccolto subito 300 firme da Treviso, Mogliano, Venezia, Belluno, persino Verona. Sì, è nata proprio spontaneamente in quanto ha avuto l'idea. Da lì parlatone con amici, così, colleghi d'ufficio, si è sviluppata e diciamo che ha preso sopravvento, tanto che non ci si aspettava un numero così elevato di firmatari. Ecco, come mai proprio al presidente della regione? Ma perché in questi giorni si legge sul giornale, o almeno abbiamo letto, adesso non so di questi giorni ultimi recenti qui cosa abbiano scritto, no? Ma si leggeva di questi sindaci che dicono, propongono, ma non è che siano drastici nel proibire, visto che ci sono livelli di contaminazione in certi cibi che superano quelli previsti dalla legge come massimi, no? E allora, se non è il capo della regione che appunto impone ai sindaci di avere un comportamento uniforme. La lettera è stata consegnata ieri a Palazzo Balbi con un allegato, un articolo che riporta uno studio sperimentale sulla capacità di alcuni composti estratti da alghe marine di inibire l'assorbimento intestinale di metalli tossici. L'informazione per i firmatari è l'unico modo per avere gli strumenti per salvaguardare la propria vita. Non si attendono quindi risposte, ma fatti concreti. Ecco, un aggiornamento per quanto riguarda la partita in corso, gara 3, finale scudetto Serie A1, terminato ora il quarto set, Conegliano 20, Milano 25. Per il momento è tutto da Treviso e vi ringrazio per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento è con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci.